piace mi prende. White Knuckle Ride, la canzone di Jamiroquai. Pronto? Pronto signora? Buongiorno. Signora, pronto? Pronto. Mi sente signora? Pronto? Sono Nancy, mi riconosci? Ma la smetta, ma è chiaro che la riconosco. Come sta? Sto abbastanza bene. Auguri, oggi è tutti santi. Grazie signora, anch'io faccio l'onomastico. Scusa un momento, faccio l'11 di maggio però. Vabbè. Tony? Chi è Tony? Scusa. Tony! Ma Tony chi? No, signora, non me lo dica. Vieni qua, Tony, vieni qua. Signora, non mi dica che Ignazio è riuscito nel suo truffaldino intento di portare a casa l'elefante. Perché non ce l'ho vannia? Perché non ce la faccio vedere a tutto il mondo? Perciò io che sto dicendo, lei che è Tony. Perché non vuol dire 4 giorni che cerchiamo di ammucciare questo pachiderma. Ma che cosa ammuccia il pachiderma, signora? Un momento, vieni qua Sofia, vieni qua, tenelo tu. Ma non mi dica che l'ho portato a casa del signor Castiglia. Tiene la cotta. Ma che tiene la cotta. Signora, che cosa tiene la coda? La smetta. Attaccavo una coda. L'ho capito nella questo. Punta dell'elefante, perché no coda non ce la potevamo attaccare. Vabbè, signora, ascolti, lei ha fatto una cosa pericolosissima, contro legge e tra le altre cose anche contro qualsiasi legge naturale. Signora, un elefante non può mica stare in un appartamento. Ma scusa, posso fare una domanda? Prego. Perché dici sempre minchiate? Non dico minchiate, signora. Perché non è che noi vuol dire, non solo che c'eravamo a mangiare, non lo facciamo lavorare, che lo facevano lavorare nel circo, scusa. Ma che cosa, signora? Ma lei lo sta tenendo in un appartamento che è sempre un ambito non consono all'elefante, signora. Come non consono? Noi siamo a Capomolino, consono ne abbiamo quando io Ma che ho detto non consono, cioè non è proporzionato, non è giusto, non è corretto, non è idoneo, signora. Per giunta! Signora, ma ci sono le prese d'aria? Scusa, Tony, tutto bene? Scusi. Tranquillo. Ma poi perché lo ha chiamato Tony? Come l'elefante della villa che c'era una volta a Catania, si chiamava Tony, no? È vero, è vero. Lei è un ignorante. È vero. Devo dire che è vero. Sofiella, ti dillo tu. Ma signora, guardi che è pericoloso perché Tony era piccolino, questo è un elefante enorme. Ci mancherebbe altro, ma voglio dire, Sofiella è forte. L'ho capito che è forte, però signora è pur sempre un elefante. Senta, io ho telefonato perché lei ci mette sempre queste minchiate, questa canzone non dura guerra. Jamiroquai. Ma chi è il giocatore da Catania? No signora, è un gruppo. È un gruppo. Ma non ci può mettere una canzone che piace a me, che ne so. Per esempio, anche straniera, non è che ci deve mettere per forza italiana. Non mi dica Barbara Streisand, per favore. Perché Barbara Streisand a me piace molto. Vabbè, sì, però se ci vuole, che ne so, Maria Curia ce l'ha? Maria Curia, come si chiama? Maria Curia. Non conosco nessuna Maria Curia. Mariah Carey. Maria Curia. No, signora, Mariah Carey. Vabbè, non ce l'ha, che ne so, Celine Dion. Non ce l'ha Celine Dion. Alain Delon abbiamo. Celine Dion. No, che cantava la canzone della vacca, che se ne cala la vacca. Signora, è la canzone che se ne affondava un secchietto, non presente quella del secchietto che affonda? Titanic. Come? Titanic. Che male parole che dici, signora. Cosa rimbalzi fastaso che non è altro. C'è la bambina che ascolta. Sì, vabbè, la bambina. Ma che intuppeti le ricche? Signora, mi ascolti, tenga a bada Tony, per favore. Scusa un attimo, c'hai sete? Ma che allipiti nella Coca-Cola? Signora, vuoi che ci metto la tettarella nella Coca-Cola? Ma signora, ascolti, i bambini a questa età bevono un po' di latte. Ma questa è Coca-Cola Light, per la bambina va bene. Ma che c'entra, signora? L'acqua. Quale acqua? L'acqua arruggia. Ma che l'acqua arruggia? Ma l'acqua. Lei è una ignorante. È vero, gli anziani dicono questo, che l'acqua va nelle spalle, ma non è assolutamente vero. I bambini devono bere l'acqua, anzi determinati tipi di acqua. Non possono bere delle acque dure, per esempio, o delle acque particolari. Io non l'ho capito, ma lei che se ne fotte, scusi, non ho capito. Cioè, la bambina ci piace la Coca-Cola. Ma no, signora, lei deve stare attenta all'acqua, figuriamoci. Lei deve stare attenta. Non ci dare conto che è un patoffo. Ma che patoffo? Lei controlla la Coca-Cola. Ma che succhiti la Coca-Cola? Succhitela. Controlli la durezza dell'acqua. Ha controllato la durezza dell'acqua? Dipende, la durezza dell'acqua dipende, se la bottiglia di plastica è diviso. Ma che c'entra, signora? Ma che c'entra? Il residuo fisso, signora. Residuo fisso. Fissa c'è lei, ma io non ho detto. Vabbè, signora, lasciamo perdere. Comunque, allora, ma non gli fa
faccio... Celine Dion. No, Celine Dion. Film Titanic. Maria Curia. Mariah Carey. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Whitney Houston. No, signora, Whitney Houston. Whitney Houston. No, una che c'è un cambio di panino all'ognene, si chiama Whitney Houston. Sì, e canta la canzone Whitney Houston sopra no cannù. Cos'è stato questo rumore? No, niente, signore, è caduto qui. È scoppiata una lampada. Sofiella, che fa? Mangiamo? Che ora è? Che ora è? Allora, quasi l'una. Dia la pappina, dia del semolino alla bambina, perché a quest'ora, insomma, semolino. Farina lattea, signora, farina lattea. Ignazio, mette sopra gli infattini, Ignazio! Per voi, ma per la bambina la farina. Per la bambina, non ce la mangiamo lì a fando voi. Prego, signora. Non potremmo tenere a casa, no, sì, ma allora lo metta in libertà. Libertà, come Ignazio capisce come se ci tira un cordo all'elefante, perché non è che è facile attirare il cordo all'elefante, hai capito? Abbiamo provato da tutti i modi. No, signor. Ignazio dice, ci rogno una cuzzata un cordo, no, Ignazio, quello è per il coniglio, è per il coniglio. Che allora ci tiro un cordo, ci si incolla per la gallina. Che allora che faccio? Io non lo so, ci disse, c'è un cazzotto nella testa, no? No, l'elefante. La prego, sì, ma non dia gli involtini alla bambina. Come le vuoi, è pistacchio? Ma che pericolosissimo, signora, ci sono le bucce, è pericoloso. Non lo faccia. Capita negli involtini al pistacchio che ogni tanto viene fuori qualche buccetta. Signora, faccia attenzione. Lei? Signora, il pistacchio è pericoloso, può rimanere appiccicato lungo le pareti della gola. Ma chi è imbriaco lei? No, signora, che cosa fai? Il pistacchio a granelle. Halloween. No, signora. Questi mattina non voglio dire totale. Va bene, va. Avanti, sto chiudendo. La saluto, signora. Non ce l'ho Celine Dion, signora. C'ho Celine Dion eventualmente. Maria Curia, niente. No, neanche. No, signora. Buongiorno, ma non dia gli involtini. Dia la farina lattea, signora. Non ce l'ho. Tuca, Raffaella Carrano. Arrivederla, signora. Sì, ma stia attenta, non dia la farina lattea, pronto?